Siamo con Valeria Ortolani, amministratore delegato e direttore marketing di S4. Benvenuta. Grazie. Dottoressa Ortolani, le chiedo subito, cosa sta facendo la sua azienda per disegnare il futuro? Allora, varie cose. Abbiamo per esempio appena finito, qualche mese fa abbiamo concluso un'indagine di marketing scientifico, quindi un'indagine all'esterno verso i nostri clienti, i nostri potenziali clienti, per capire proprio quali fossero le loro esigenze oggi, quali fossero le loro aspettative, cosa è cambiato in questi anni e quindi per andare poi noi a modificare, migliorare, implementare i nostri prodotti, ma soprattutto i servizi per rispondere a queste nuove esigenze. E questa è un'attitudine, un approccio che abbiamo sempre avuto fin dall'inizio, insomma. In questo momento invece stiamo facendo esattamente la stessa cosa, quindi un ciclo di analisi però rivolto verso l'interno, quindi stiamo lavorando sull'internal branding perché per noi le persone che da noi vengono chiamate proprio il team della rosa e sono anche conosciute all'esterno come team della rosa, sono state fondamentali e sono fondamentali per costruire il futuro. E quindi in questo momento stiamo facendo un'indagine con loro per capire loro che cosa si aspettano da noi, cosa possiamo ancora migliorare, cosa possiamo fare perché loro si sentano sempre più parte, siano motrici insieme a noi del cambiamento. Tenga presente che già insomma, nel nostro DNA c'è quello di fare molta formazione anche non solo legata alle competenze, ma legata più alla sfera del miglioramento personale, quindi attività come sviluppo dell'intelligenza emotiva, prossemica, piuttosto che fisognomica o riscoperta dei propri valori, e anche tutte attività di team building, di coinvolgimento, facilitazioni per coinvolgere nelle decisioni. Quindi queste sono tutte attività che abbiamo sempre fatto. Ora vogliamo capire qual è il prossimo passo in questo senso. Molto so che è stato fatto in termini di sostenibilità. Molto è stato fatto, allora soprattutto la parte di sostenibilità sociale, come si può capire, è abbastanza forte in noi. Poi siamo un'azienda condotta da donne, perché siamo 4 sorelle più mia mamma, ma anche all'interno dell'azienda ci sono più donne che uomini, quindi questo da un certo punto di vista fa sì che noi siamo molto attenti al dettaglio e anche siamo molto abituati a prenderci cura all'interno. Stiamo percorrendo un percorso verso la sostenibilità, a breve faremo il nostro primo bilancio, che però anche qui è stato preceduto da un'attività formativa enorme, perché abbiamo creato un team di quasi 12 persone che hanno ricevuto una formazione di più di 80 ore sul mondo delle ESG e di che cosa vuol dire fare sostenibilità. E questo è un po' il nostro approccio, che a volte vede tra l'altro me e la sorella che si occupa di qualità un po' più, come dire, con 2 posizioni diverse, perché ovviamente lei in quanto qualità vuole fare le cose per bene, passetto passetto, io invece tenderei a dire no, ma siamo già pronti, siamo già avanti rispetto al mercato. E insomma, comunque adesso stiamo arrivando anche al nostro primo bilancio. Ci sta la risposta. Certo, sempre. Io la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie, buona giornata.